Una giornata importante per Selvazzano, ma tutta la provincia, un orgoglio e un privilegio avere sul nostro territorio, all'interno e nel cuore della nostra città, la sede regionale di ANCI Veneto. Pensare che il grande ruolo di ANCI regionale Veneto sia qui a Selvazzano che quale attore principale insieme a tutti i comuni, non solo come consulenza ma come fortissimo attore nelle battaglie e non solo conquiste in un momento anche molto difficile, quale è il ruolo dell'ANCI, per noi è un motivo di fortissimo prestigio e ancor di più perché si insedia nel cuore della nostra città, in una sede prestigiosa, in una villa all'interno della quale la storia ha percorso tantissimi momenti del nostro territorio e non solo. E per Selvazzano un momento importante, una grande realtà che si insedia insieme a un'attivazione di tantissime strutture che accompagna anche questa grande realtà dal punto di vista della viabilità, dei servizi e della centralità dei servizi anche per tutto il quadrante nord-sud-ovest. Il sito voluto con proprietà con ANCI-SA del Comune di Selvazzano ha lo spirito di dare un fortissimo segnale anche agli altri cittadini di tutti gli altri comuni come comunità unica e in un sito dove il Comune di Selvazzano proprio in questi giorni sta attivando interventi importanti oltre alla villa anche del Parco Cesarotti, il parco romantico di Villa Cesarotti insieme alla sua barchessa che ospiterà anche il centro giovanile, punto di riferimento già voluto e sentito e aspettato da moltissimi comuni di tutti i colli e non solo della città metropolitana appartenente al quadrante nord-sud-ovest. Non solo, abbiamo l'apertura imminente anche della tangenziale della Bretella-Boston che arriva proprio allo stesso passo dell'insediamento della realtà dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Regione Veneto e che darà una risposta anche in tempi di spostamento molto rapidi a tutti i sindaci della regione che vorranno e verranno in questa sede a portare le proprie aspettative, i propri problemi, a confrontarsi e a decidere le azioni comuni da intraprendere per il futuro. Il ringraziamento va sicuramente al direttore generale dottor Menara, al presidente di ANCI Veneto Nel Negro che ha voluto con forza insieme a noi e devo dire anche principalmente ci ha condotto e ci ha aperto la strada con determinazione a voler portare al più presto questa sede e di questo noi li ringraziamo e assicuriamo la massima collaborazione per una crescita insieme importante in un tempo, in un momento dove determinazione e grinta e impegno sono garanzia di ottimi risultati.